Io sono Silvia, la moglie di Leonardo Gagliardo, che è il titolare dell'azienda agricola Le Barbarighe. Io mi sono sposata e sono venuta qua ad abitare con lui e lo sto aiutando a, diversificare le attività dell'azienda agricola. Questa campagna era ancora del suo nonno, del suo papà, e quando ha iniziato a condurla autonomamente ha dato una svolta all'azienda. Diciamo che dalla coltivazione tradizionale di cereali, col metodo appunto tradizionale, ha iniziato l'avventura della coltivazione biologica e un po' alla volta ha trasformato l'azienda da produttrice di cereali convenzionali a attualmente tutta biologica. 20 anni fa insieme abbiamo iniziato anche l'avventura di trasformare i cereali con un piccolo mulino aziendale a pietra e ottenere farine integrali biologiche da grano tenero, grano duro, farro, orzo, segale, avena, mais cinquantino e anche mais bianco perla, che è un presidio slow food della regione Veneto. 20 anni fa abbiamo cominciato l'avventura dell'attività didattica, quindi possiamo ospitare bambini, ragazzini, disabili e far conoscere la nostra azienda agricola. Quindi noi eravamo un po' incerti se valeva la pena fare agriturismo in una struttura moderna o no. E quando poi si è presentata l'opportunità di accedere ai contributi del PSR GAL, allora ci siamo fatti un po' forza, abbiamo detto vabbè, la casa è un po' particolare, in realtà si possono tenere solo 3 camere e buttiamoci. Penso che sia indispensabile, ecco, diversificare. Poi noi abbiamo puntato tutto su questo lavoro, quindi per noi è importante. Ci mancava l'agriturismo e credo che questa sfaccettatura dell'azienda agricola ci dia l'opportunità di farci conoscere di più, perché non saremo, obiettivo solo di chi vuole comprare farine da utilizzare, ma anche chi vuole venire ed abitare in un'azienda agricola dove può vedere la coltivazione e la trasformazione.